Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi a questa serata. Un ringraziamento particolare chiaramente va a tutti i candidati sindaco che sono presenti e che hanno accolto questo nostro invito. Sono stati disposti in ordine alfabetico, partiamo da Bernardelli, Giovanni, D'Este Luigi, De Toffol Marco, D'Intino Sante Stefano, Fogliadelli Antonio. Ecco, al posto di Ronzani per Luigi, che ha avuto un contrattempo all'ultimo momento, c'è il signor Costa Bruno, Floriano Zambon e Zanella Gabriele. Un altro saluto va alla dottoressa Silvia Milani, che è responsabile dell'ufficio stampa di Un'Ascom Confcommercio e che si è prestata con entusiasmo a svolgere questo delicato ruolo di moderatrice di questa serata. Ed infine, ma non da ultimi, un saluto molto vigoroso ai colleghi operatori presenti in sala, che in realtà sono i principali attori indiretti di questo incontro, atteso l'interesse ed il ruolo che esercitano nel comune, ma soprattutto per il comune. Un ringraziamento va anche a Radio Conegliano, che ci ha interpellati per essere presenti e per trasmettere in diretta radiofonica questo evento e questo dibattito, e anche in diretta con Vive TV, che sta trasmettendo questo evento in internet. Rubo solo alcuni motivi per introdurre questo importante momento di confronto. Mentre le proposte dettagliate che Ascom ha individuato e che presenta al prossimo primo cittadino della città sono illustrate nel documento che lasciamo questa sera ai candidati sindaco. Dall'ultima tornata elettorale di 5 anni fa lo scenario del Paese è completamente cambiato. La crisi sociale ed economica in cui viviamo è tangibile ed ha posto le condizioni per un cambiamento a livello politico nazionale, giungendo all'insediamento di un governo tecnico. Le conseguenze sono evidenti. L'inasprimento del prelievo fiscale, dall'aumento dell'IVA alla recentissima IMU, da sovrattasse ed addizionali, senza rilevare però tagli significativi alla spesa pubblica. L'effetto di queste misure sono già verificabili dall'andamento molto negativo e molto preoccupante dei consumi. I dati del nostro osservatorio provinciale sui consumi relativo al primo trimestre del 2012 fotografano in maniera allarmante questa realtà. Sintetizzandola così: la pressione fiscale in aumento e di prezzi ormai fuori controllo dei prodotti energetici e delle utenze domestiche non fanno altro che accelerare la recessione in atto, diffondendo un clima di insicurezza per il futuro di molte famiglie a basso reddito e spingendo ad un atteggiamento di forte cautela anche le famiglie con buone possibilità di spesa. Non ci addentriamo in altre considerazioni, e questo perché è quella principale per il futuro delle famiglie e delle nostre imprese. Ne consegue che anche le amministrazioni locali si trovano ad affrontare l'emergenza con tagli nei propri bilanci, nel rispetto del patto di stabilità, ottenendo comunque di contro un'autonomia impositiva per recuperare parte delle risorse erose dal governo centrale. Ci rendiamo conto che non è facile trovare la ricetta giusta per soddisfare i bisogni di una comunità e le aspettative di ognuno in un panorama dove ogni cittadino è espressione di un ruolo e di un sistema. Famiglia, dipendenti, anziani, studenti, commercianti, artigiani. Ognuno ha delle priorità e delle aspettative. Coniugare questi aspetti e rispondere alle varie richieste che giungono dalle parti sociali ed economiche non è assolutamente un compito facile, e qui mi rivolgo a voi candidati. Ha il dovere coniugare questi aspetti e rispondere alle varie richieste che giungono dalle parti sociali ed economiche non è un compito facile, ribadisco, ma chi ha deciso di farsi carico del ruolo del primo cittadino ha il dovere morale di assumersi questa responsabilità. Ha il dovere di agire secondo logiche che devono essere al di fuori di vecchi schemi. Ci vuole rinnovamento e coraggio, ci vuole equilibrio e trasparenza. È inutile negarlo, siamo diventati intolleranti, nauseati e distaccati dalla politica e non ci riconosciamo più nel mondo che ci rappresenta, ed è superfluo indicarne i motivi, credo che siano sotto gli occhi di tutti. E questo si riflette inevitabilmente anche nell'elettore,
che ci rappresenta ed è superfluo, scusate ho perso il punto, ci percepisce infatti un distacco tra la vita reale e la vita istituzionale che porta a queste amare conclusioni, attestate nel nostro quotidiano locale dalla volontà di molti di non andare a votare. Allora ci aspettiamo che almeno nell'ambito comunale questa separazione venga superata e si giunga ad una partecipazione tra vita amministrativa dell'ente locale e la comunità, quest'ultima rappresentata in ogni sua espressione. Noi rappresentiamo una categoria e per questo chiediamo ai candidati sindaco che ci rendano consapevoli del nostro determinante ruolo nel tessuto socio-economico della città. È fondamentale che percepiscano la nostra importanza strategica nello sviluppo cittadino, il nostro ruolo economico e sociale nell'ambito comunale, la nostra valenza per sviluppare un sistema di rete e di scambio tra i diversi comparti economici, concetto identico e ribadito e sottoscritto nel precedente documento di 5 anni fa. Speriamo che questa volta non resti tale, ovvero solo un concetto, e che si possano realizzare determinate cose. Abbiamo la consapevolezza e non la presunzione di affermare che dalla nostra vivacità, professionalità ed intraprendenza dipenda gran parte della vivibilità del nostro territorio. Per questo consideriamo importante ottenere un dialogo costante e continuo con la nuova amministrazione attraverso l'istituzione di una consulta permanente rappresentata da tutte le associazioni di categoria per coordinare la programmazione e lo sviluppo delle attività produttive. In questo senso auspichiamo che venga individuato un referente all'assessorato che eserciti questa funzione e che risponda al nostro mondo economico. Di qui, come sempre, l'interesse che la nostra associazione riserva a questa scadenza elettorale amministrativa. Per questo ritiene utile e doveroso proporre un proprio programma, tenendo presente il rilevante ruolo di rappresentanza sindacale ed economica espresso dal nostro sistema associativo, in termini di servizi erogati alle imprese, in termini di attività sindacale, in termini di assistenza al credito e di formazione professionale, e non ultima di animazione. Concludo lasciando il compito di spiegare e di condurre la serata alla dottoressa Silvia Milani, riservandomi le conclusioni finali dopo che avremo sentito le risposte dai nostri candidati. Vi ringrazio per la disponibilità e soprattutto per la numerosità e passo la parola a Silvia. Grazie e buon lavoro. Buonasera a tutti, grazie ai colleghi di Radio Conegliano, grazie anche a chi ci sta seguendo in diretta streaming su Vive TV. Ringrazio anche tutti i candidati che hanno accolto questo invito della Confcommercio e tutti voi che avete deciso di dedicare una serata per conoscere il futuro della vostra città. Ricordo che questo incontro nasce da un format che la Confcommercio ha avuto modo di collaudare nel corso del tempo e delle varie tornate elettorali. L'obiettivo principale è quello di interagire proficuamente e attivamente con la futura amministrazione comunale e di porre sul piatto e all'attenzione le questioni fondamentali del commercio, del turismo e dei servizi, di far presente le vostre esigenze, le esigenze della piccola impresa, del piccolo commercio, del commercio di vicinato, che è quello che Confcommercio rappresenta in tutte le sedi. Quindi siamo qui per superare questo distacco che, come ha appena detto Luca Ross, esiste tra vita reale e vita istituzionale. È un momento di incontro, un momento di scambio, un momento di confronto che può essere utile a voi per conoscere e per effettuare al meglio la vostra scelta elettorale, per non dare deleghe a nessuno, e anche ai candidati per avere già una lista di richieste, un elenco di cose da fare. Quindi siamo qui per conoscerci e confrontarci. La Confcommercio mi ha affidato questo compito, il dibattito si svolgerà in maniera molto semplice e oggettiva, nei limiti del possibile. Abbiamo, pur in tempi di tecnologie avanzate, una semplice clessidra che ci aiuterà e che chiedo a tutti voi anche di aiutarmi ad utilizzare. 1 minuto in andata e 1 minuto in ritorno, quindi 2 minuti per ogni candidato, per un totale di 5 domande. Queste 5 domande sono state ideate e pensate dalla Giunta e dal Consiglio direttivo della Confcommercio di Conegliano
e sono il frutto di un lavoro più ampio che è contenuto in ben 8 proposte del documento programmatico. Questo documento, come vi è già stato detto, verrà consegnato a fine serata a tutti i candidati e verrà chiesto a tutti di restituirlo controfirmato entro il 5 maggio. Una sorta di patto tra imprese e pubblica amministrazione, ma anche tra cittadini, perché tutti voi siete imprenditori, ma prima di tutto cittadini. Un ultimo dettaglio: abbiamo cercato di mantenere l'ordine alfabetico perché ci sembrava un criterio sensato per gestire anche l'ampiezza dei candidati, e il tempo di 2 minuti per non tediarvi troppo, perché siete tutti al termine, penso, di una giornata faticosa di lavoro e di impegni elettorali. Quindi in 1 ora e mezza dovremmo farcela, però insomma ci diamo tutti una mano. Allora io direi di cominciare subito con la prima domanda, che pongo una volta sola per tutti i candidati, e cominciamo con le risposte dal signor Giovanni Bernardelli e poi a seguire. Alla prossima invece sarà la volta di Gabriele Zanella, mantenendo la massima oggettività, neutralità e disponibilità per dare veramente a tutti la possibilità di esprimersi su quelli che sono i temi del commercio. I temi del commercio sono temi che riguardano tutti, perché il commercio non è un affare di pochi commercianti, ma un affare dell'intera città. Io quindi introduco subito questa domanda pensata dal Consiglio e dalla Giunta di Ascom, e guardo tutti, ma insomma comincerà poi lei subito con la prima risposta. Allora, l'ultimazione dell'Amerigo Vespucci è sicuramente un'opportunità per lo sviluppo e rilancio del centro commerciale naturale attraverso la creazione di Piazza Carducci. Rientra nel vostro programma e tra le vostre priorità? Pensate di realizzarla? Questa è la domanda. Parta pure con la risposta. Sì, grazie, buonasera. Per il discorso del centro commerciale naturale, sappiamo che c'è un importo che dovrà essere tra poco stanziato, sono oltre 400.000 euro, e sicuramente questo ci darà, per quanto poco, un impulso per provvedere anche alla sistemazione del discorso della Vespucci. La Vespucci rientra anche su un discorso più ampio che riguarda via 20 settembre, perché quando parliamo di Piazza Carducci parliamo della possibilità anche di sistemare dei parcheggi che un domani ci potranno assicurare la chiusura totale di via 20 settembre. Mi ricollego al discorso, non so se dopo c'era anche una domanda sul 20 settembre, perché ovviamente per oggi noi non siamo favorevoli alla chiusura e di conseguenza è una cosa che vedremo più avanti, siamo favorevoli alla riapertura. Per quanto riguarda, ripeto, Piazza Carducci potrà essere secondo me un'opportunità per il commercio in genere, non solo per quello di 20 settembre, perché tutti i centri comunque oggi, se uno gira non solo l'Italia ma anche l'Europa, vede che i centri solitamente sono chiusi al traffico, quasi sempre. Non solo a livello locale, se uno va a Oderzo piuttosto che a Treviso, ma anche ovunque ormai. E questa è, secondo me, quello che dovrà essere anche il futuro, insomma, della nostra città. Ripeto, ad oggi non ha significato tenere aperta, tenere chiusa il 20 settembre, per il motivo che fino a quando non saranno sistemate queste opere, che riguardano anche opere di arredo urbano piuttosto che di parcheggi, dovremo riaprire il 20 settembre, cioè collegandomi sempre al discorso delle Vespucci e al discorso di Piazza Carducci. Ok, bravissimo, perché è rimasto ampiamente entro i 2 minuti. Proseguiamo, prego. Preciso solo una cosa, ci sarà poi la domanda su via 20 settembre, quindi concentratevi pure su quello che è il focus di questo primo tema, che è quello di Piazza Carducci e dell'ultimazione dell'Amerigo Vespucci. Intanto bisognerebbe capire perché l'Amerigo Vespucci si è fermata. Più che capire quanti soldi ci saranno per finirla e se ci sono. Quindi, quello che farà il Movimento 5 Stelle è capire innanzitutto perché si è bloccata
e questo è il nostro primo impegno da fare. Poi per quanto riguarda la pedonalizzazione del centro, noi puntiamo a via 20 settembre chiusa, puntiamo a via Carducci chiusa, puntiamo a Corso Vittorio Emanuele chiuso, a via Mazzini chiusa. Ovviamente implementando i trasporti pubblici, perché la gente deve lasciare a casa la macchina e muoversi a piedi. Come ha già ricordato il mio predecessore dell'intervento, ormai dappertutto i centri sono chiusi, dappertutto. Conegliano è un'anomalia e abbiamo visto che questa anomalia per tutti questi anni non ha avuto il successo che ha avuto, quindi bisogna senz'altro rimodulare la città in una visione diversa, altrimenti con la metodica che c'è della macchina, del consumo eccetera, non se ne va fuori, perché abbiamo visto che la benzina sale, i consumi si riducono e la gente purtroppo non spende, quindi bisogna incentivare con il centro commerciale naturale e ovviamente possibilmente chiudere anche quelli che sono in possibile apertura. Bravissimi. Perché Io chiederei ai singoli candidati sindaci si presentano con quale partito. Io sono della Lega Nord, Liga Veneta. A me mi sembra di averlo detto, quindi, il Movimento 5 Stelle, l'avevo detto prima. Allora, scusate. Allora, ribadisco la domanda. La domanda riguarda l'ultimazione Federico Vespucci, che è vista come un'opportunità per lo sviluppo e rilancio del centro commerciale naturale attraverso la creazione di Piazza Carducci. Io chiedo a nome dell'Ascom se questa rientra tra le vostre priorità e se sì, con quali interventi. Quindi se cortesemente si presenta come ha chiesto il signore dalla platea. Marco De Toffol, candidato, la mia candidatura è appoggiata alle liste di Sinistra, Ecologia e Libertà, Italia dei Valori. Io devo fare una piccola premessa, purtroppo dovrò assentarmi tra circa un'ora, dal momento che arriva Luca Telese qui appunto per l'occasione elettorale, quindi gentilmente ha trovato un momento per venire a Conegliano e quindi dovrò fare un intervento conclusivo al suo, quindi mi scuso già da ora per appunto cercherò insomma di essere esauriente in quei pochi momenti che mi saranno riservati. Ecco, adesso vengo alla risposta. Per quanto riguarda la via Amerigo Vespucci o la Colombo Est, la grande incompiuta insomma di Conegliano, quello senza dubbio è una delle note dolenti dell'amministrazione comunale. Amministrazione comunale che ha spesso scelto tramite accordi di programma di favorire pochi soggetti privati, lasciando poi ai cittadini tante opere incompiute. Una di queste è l'Amerigo Vespucci. Ora, come rimediare a questa situazione per l'Amerigo Vespucci? L'unica via percorribile è quella di escutere la fideiussione, quindi di reperire le risorse necessarie per portare a termine l'Amerigo Vespucci. Purtroppo non sarà possibile costruire la sala pubblica che era in programma e quindi questa è responsabilità appunto dell'amministrazione uscente, che se ne dovrà poi assumere le responsabilità. Da parte nostra appunto l'impegno che possiamo prenderci senza dubbio è quello di procedere come poi penso è stato avviato anche dall'amministrazione, con l'escussione della fideiussione, in modo appunto da reperire le risorse tali da portare a termine questa via, che guardi ad una pedonalizzazione appunto di via Carducci, che diventi a tutti gli effetti la piazza che a Conegliano è sempre mancata. Ecco quindi che bisogna mi sembra che un impegno sia stato espresso e quindi le chiedo di cedere la parola al suo collega e anche il microfono. Io sono Stefano Di Sante, sono candidato per la lista Partito Comunista dei Lavoratori. Sto alla domanda. L'opera, siccome non è prevista là un'installazione di arte moderna, quell'opera va
va conclusa, va terminata. Giustamente, e rivendico anche un minimo di autonomia nelle risposte, chi mi ha preceduto ha collegato al fatto che continuiamo a parlare della via Amerigo Vespucci, di un'opera che doveva essere già ultimata all'inizio della campagna elettorale scorsa, quindi il tema della Viale Amerigo Vespucci e deve essere addebitata a una delle tante opere non compiute dall'amministrazione comunale. Rispetto alla tematica specifica degli operatori del settore del commercio, non può sicuramente essere la definizione delle opere infrastrutturali e la definizione di una piazza quella che va a risolvere i problemi della cassa che ogni sera si va a chiudere nei negozi, perché il problema è quello non di far circuitare al meglio le macchine, non quella di far defluire il traffico dal centro, il problema è quello di essere di nuovo un polo attrattivo per una nuova residenzialità, per nuovi consumi. Dalla premessa fatta all'inizio si desume che nuovi consumi vengono se si ha e si hanno redditi da spendere, quindi l'opera infrastrutturale va terminata, ma l'obiettivo è quello di riportare a Conegliano, nel centro cittadino, una residenzialità giovane che ha soldi da spendere. Bene, procediamo. Posso passarle questo che è anche più. Antonio Fogliadelli. Non ho mai appartenuto e non appartengo a nessun partito, non intendo appartenervi. Quella è ovvio che un candidato deve essere sostenuto da qualcuno. In questo caso è noto che sono sostenuto, accompagnato, preferirei dire, da una lista civica, dal Terzo Polo e dal PD. Ma tutto questo, va precisato, non dà un colore particolare a questa candidatura, la quale si ispira a tutt'altri principi, e cioè trae la propria giustificazione da quella stanchezza della politica che ormai voi percepite con i vostri stessi sensi. Amerigo Vespucci, mio collega, lo chiamo collega, De Toffolo ha detto bene, è una grande incompiuta, che va assolutamente compiuta, anche per evitare alla città il disdoro di vedere il suo pezzo finale verso la stazione divenuta una discarica pubblica. Una via che deve essere compiuta per liberare via Carducci, piazza Carducci sarebbe meglio chiamarla, da quello che è diventato un traffico assolutamente intollerabile, e soprattutto per liberare la città da quel tasso di inquinamento che basta che voi passiate un attimo, e a volte mi chiedo, mi sono fermato ad un caffè poco fa in via Carducci e devo dire che non si può accettare che nel centro, nel cuore della città esista una tale situazione. Come bisogna fare? Allora il silenzio della proprietà, della controparte, il silenzio della controparte che non ha nessun interesse evidentemente. Per quale motivo? Perché non è stata posta una cauzione idonea ad essere incamerata e con quell'incameramento procedere forzosamente al compimento dell'opera che era stata iniziata. In più anche c'è stato un trasferimento che io stento a giustificare. Grazie, perché sono... Lei rinuncia ad esprimersi, si tocca a lei. Buonasera a tutti. Signor Costa Mauro che sostituisce... No, Mauro, Bruno. Esatto. Magari sarò anche Bruno come te, ma non sono certo Mauro. Rappresento Veneto Stato e noi siamo sicuramente portati ad aumentare il centro pedonale di Conegliano. Però ci sono vari problemi. Uno, la viabilità. Secondo, l'accordo dei cittadini che ci vivono. E quindi noi andremo sicuramente a un referendum per verificare se vogliono o non vogliono che via Carducci diventi piazza Carducci. Non solo, bisognerà verificare se completare l'Amerigo Vespucci o non completarla, perché i soldi da dove vengono? Domanda.
Se vengono dallo Stato che ce li porta via regolarmente va bene, se vengono da Regione che ce li porta via va bene, ma se devono venire dal comune di Conigliano non va bene. Allora, è stato ampiamente nei tempi, quindi generosamente cede la parola al suo collega. Quindi posso recuperare anche il mezzo in più? Grazie. Allora, intanto prendo atto con grande piacere che anche i più feroci oppositori di via Amerigo Vespucci o ex Colombo Est adesso sono tutti favorevoli. E questo vuol dire che la scelta che abbiamo portato avanti con tanta fatica negli ultimi anni in maniera particolare è stata una scelta giusta. Per quanto riguarda il suo completamento, non c'è dubbio che rientri tra le straordinarie priorità che noi ci siamo posti. Io sinceramente sono stato un sostenitore dell'avvio della parte pubblica che è stata realizzata nei tempi più o meno previsti dal contratto, e credo che a questo punto non ci siano alibi per il completamento. Devo anche dare atto che l'amministrazione ha accantonato, per salvarli dal rientro in regione, i soldi del centro commerciale naturale, che sono parcheggiati nel fondo proprio per quell'opera. Io credo che la prossima amministrazione tra le priorità debba proprio avere la definizione del proseguo della cosa, o l'utilizzo dei soldi del parco commerciale naturale e il trasferimento dell'esclusione delle polizze poi al parco commerciale naturale, oppure, ma secondo me ci sono i termini per una trattativa complessiva per far ripartire i lavori, perché ci sono dei vincoli di consegna dei fabbricati che hanno già dei preliminari, quindi ritengo che anche le banche, che sono quelle che avanzano più soldi, abbiano tutto l'interesse a far concludere l'operazione e non a lasciarla là. Se mi è consentito, io invece difendo la conclusione della cosa, perché noi lì avevamo uno spazio interno al fabbricato, invece cedendo quello spazio interno al fabbricato recuperiamo ulteriori opere pubbliche per completare anche la viabilità di accesso alla Amerigo Vespucci su via Matteotti e anche intorno a via Verdi. Rimane un problema che, questo sì, sarà oggetto di una grande discussione, che è giusto cominciare già da subito, perché la piazza Carducci sarà piazza Carducci, però prima di farci la crosta vale la pena fare una valutazione se è opportuno o meno realizzare il parcheggio sotterraneo. Bene, grazie. Può concludere? Buonasera, Gabriele Zanella, lista civica Conegliano Bene Comune. Allora, viste le scarse risorse che ci sono, a noi non sembra il caso di venire qua a fare promesse rispetto a delle priorità che non sono le nostre. Le nostre priorità, anziché questioni legate alle grandi opere, nonostante sia effettivamente un disagio che questa città abbia un'opera incompiuta di questo livello, le nostre priorità sono legate ad un grande piano di manutenzioni di quella che è la piccola viabilità, la viabilità di quartiere, di quelle che sono le scuole. Le risorse sono un problema, nel senso che preferiamo agire in relazione al commercio esistente, in relazione alla percentuale dell'IMU, ben sapendo che gli affitti rappresentano un costo fisso, anziché progettare, pensare di andare avanti in opere che comportano un grosso esborso di denaro. Questo vale per l'Amerigo Vespucci. Piazza Carducci, che sarebbe la seconda opera a questo collegata, sarebbe sicuramente una maniera, un modo importante, un modo positivo per rendere uniforme il centro. Noi pensiamo che attraverso un'azione sulla viabilità minore non sia strettamente necessaria l'Amerigo Vespucci per poter pedonalizzare Piazza Carducci. Si può fare un percorso legato alla viabilità minore, penso a via Verdi e penso a via Mazzini, corso Vittorio Emanuele dall'altra parte, e soprattutto una grande azione va fatta su quello che è il trasporto pubblico. Io credo, e ci tornerò poi nelle domande successive, che non sia l'elemento viabilistico il problema principale legato purtroppo all'impoverimento e alla crisi del commercio nel centro cittadino.
Ecco, grazie. Tenga pure il microfono, perché con questa seconda domanda continuiamo in maniera alternata e quindi lei, che è stato l'ultimo alla prima domanda, diventa il primo per la seconda. Allora, mi pare che siano emerse già alcune visioni, alcuni impegni sono stati già sottolineati. Ci addentriamo di più sui temi caldi. Parliamo di via 20 settembre. Continua a essere, come sapete, da più di 20 anni oggetto di azioni e progetti da parte delle varie amministrazioni, ma ancora non sono state individuate delle soluzioni degne di questa via. Come vi ponete, questo lo chiedo a tutti riguardo a questa via, e quali soluzioni intendete adottare nel breve e medio periodo per collegarla in particolare alla parte bassa della città e con il castello? Quindi partiamo dal signor Zanella, che ha già il microfono, i soliti 2 minuti per tutti, e mi pare che fino ad ora ci siamo, insomma. Allora, innanzitutto noi riteniamo che la crisi legata al commercio cittadino, in particolare il 20 settembre, è la questione maggiormente visibile rispetto a questo, sia legata ad alcuni fattori sui quali noi, alcuni di rilievo sovraordinato, pensiamo alla crisi della domanda e pensiamo alle eccessive liberalizzazioni del commercio. E poi riteniamo che una responsabilità tutta locale degli ultimi 14 anni di amministrazione sia stata la concessione di nuove aree commerciali in eccesso in altre aree della città. Allora, uno dei primi elementi legati al rilancio del centro, che poi non è solo via 20 settembre, ma è anche la parte bassa. Vi ricordo che un negozio di grande distribuzione di abbigliamento vicino a Piazza Calvi ha chiuso, pur avendo viabilità veicolare e pur avendo parcheggio. Quindi via 20 settembre va rilanciata, rilanciando il centro storico dal punto di vista innanzitutto dei servizi. I servizi non possono continuare a uscire dal centro, devono, per quanto possibile, non solo nel centro storico ma anche nella parte bassa del centro, tornare dei servizi in maniera tale che ci sia un'attrazione al passaggio. Deve essere rilanciato il centro storico da un punto di vista culturale. Palazzo Sarcinelli sarà fondamentale in questo, una gestione proficua di Palazzo Sarcinelli che consenta non solo di subappaltare a privati le iniziative culturali, ma anche di ottenere un gettito rispetto a questo, può essere una questione molto importante per il rilancio di via 20 settembre. Agire Bisogna essere rigorosi, perché le domande sono 5, vedrà che avrà modo di tornare su Palazzo Sarcinelli abbondantemente. Su via 20 settembre sono perfettamente d'accordo che è sempre stato un problema, lo è stato per le amministrazioni che mi hanno preceduto, lo è stata per me, lo è stata per l'attuale amministrazione, lo sarà anche per la futura. È stato fatto un percorso. E quando io ho fatto la mia prima esperienza c'era stata una chiusura notturna che non funzionava, perché la grande richiesta era quella di riaprire da quella chiusura notturna. Abbiamo fatto un percorso, come dicevo, siamo arrivati ad una conclusione attraverso un tavolo di concertazione dove partecipavano i commercianti, la sovrintendenza Italia Nostra, gli abitanti e il comune. L'impegno che io mi assumo è 3 giorni dopo l'elezione di convocare questo tavolo, riaffrontare la questione, riaprirla e riconoscere se ci sono dei miglioramenti o degli errori. Io credo che la cosa più bella che uno debba fare sia anche quella di dire che se ho sbagliato riparo. Non c'è dubbio che però non esiste una ricetta, e quindi io credo che giustamente la soluzione di un'apertura di 2 giorni o di 3 o di 2 notti o di 3 non sia la soluzione, va affrontata attorno a quel tavolo con quegli attori, e se vogliamo aggiungerci ancora qualcuno ben venga. Grazie. Se ho ancora tempo volevo dire una cosa. Devo restituirti quello di prima. Beh, allora generosissimo. Aveva ancora mezzo minuto. Aveva restituito quello di prima. A parte che lascio un minuto all'amico Foiadelli, dai. No, perché ribadisco quello che ha appena detto. Bisogna sentire quelli che vivono attorno a via 20 settembre. Noi abbiamo la mania dei referendum popolari perché non crediamo che noi,
chiunque diventi sindaco diventi il padrone di Conegliano. Devono ascoltare i cittadini. Quindi ancora una volta via 20 settembre verrà risolta insieme ai cittadini. Certo che anche noi abbiamo un'idea. Vorremmo fare una bellissima accademia dell'arte anche povera, naif, di tutti i nostri pittori, artisti, scultori, in modo che ci sia sempre, continuamente un'esposizione delle capacità dei nostri artisti. Questa è la nostra idea, però bisogna che i cittadini siano d'accordo e che la viabilità, ripetiamo ancora, sia garantita. A lei. Grazie. Giusto sentire i cittadini, anzi sacrosanto. Di tutti quelli che io ho incontrato, soprattutto esercenti di attività di commercio, non uno si è dichiarato soddisfatto dell'attuale situazione. Si parla di pedonalizzazione e saremmo in teoria tutti d'accordo, ma la pedonalizzazione non può essere fatta a fette. In altre parole, deve essere un piano complessivo, via 20 settembre e il resto della città, bassa e alta. C'è una frattura in senso orizzontale che sta penalizzando completamente la città. Devo dire che a questo proposito la rianimazione della parte più bella, nobile, di cui si è giustamente orgogliosi di Conegliano è proprio questa via 20 settembre. Quindi incentivazione, questo lo dice anche Costa, incentivazione delle attività culturali, affidando ai giovani anche la gestione, le iniziative, i mezzi, anche se pochi, li dà evidentemente l'amministrazione. Le idee le portino anche gli altri. Più idee ci sono e più scelta e meglio si potrà fare. Questo è un punto, dal mio punto di vista, fondamentale. Ultima cosa, il problema del traffico e dell'apertura eventuale di via 20 settembre, che sarebbe evidentemente provvisoria, con soste molto limitate nel tempo, magari gratuite, per consentire il tempo necessario a riacquistare e a rinvigorire quella che io chiamo veramente il commercio fatto da negoziante a cliente, e che è esattamente il contrario dei centri di grande distribuzione. Grazie. Tenga pure. Allora, proseguiamo. Allora, la tematica di 20 settembre rischia di diventare monotona per chi ci ascolta, perché bene o male le nostre posizioni sono note. Su via 20 settembre io ho sempre proposto e definito la chiusura così com'è solo un provvedimento di facciata. Ho sempre espresso solidarietà ai commercianti che hanno resistito, perché sono stati penalizzati rispetto ad altri commercianti che insistevano sullo stesso bacino di utenza ma che non avevano la stessa restrizione al traffico. Però allo stesso tempo voglio avere una posizione meno cerchiobottistica di quelle sentite finora, perché se è vero che così è un provvedimento di facciata, bisogna che sia un provvedimento serio di pedonalizzazione, e quindi va anche individuata quella che secondo me è la naturale area di quello che viene definito centro storico, che va dal Ponte della Madonna al semaforo di via Cavour. Nei primi 100 giorni, perché poi si gioca anche spesso sulla tempistica, la fattibilità o meno, la realizzabilità di un provvedimento, va fatto questo tentativo di pedonalizzazione, così come nei primi 100 giorni però il provvedimento deve essere supportato da provvedimenti di restituzione, esenzione dell'IMU. Bisogna collegare a questi provvedimenti la tutela del fatto che dall'inizio di questo esperimento di pedonalizzazione potrebbe derivare la restituzione della rata dell'IMU potrebbe essere un incentivo ai commercianti. Io, come ho detto in un'assemblea agli studenti, bisogna prepararsi a una guerra. È una guerra che i commercianti devono prepararsi ad affrontare, perché in campo ci sono armate che conosciamo tutti, quindi è un momento in cui alle chiacchiere va fatto seguire un riscontro economico quale quello che propongo. Sì. Beh, dunque, quello senza dubbio è un problema prioritario.
Via 20 Settembre, lo abbiamo visto, è abbastanza palese, dopo la pedonalizzazione ha subito un indubbio declino. Adesso io vorrei leggere una parte del protocollo d'intesa per la valorizzazione e rivitalizzazione di Via 20 Settembre che risale al gennaio 2005, il quale prevede la promozione di iniziative finalizzate a valorizzare la via anche al fine di migliorare attraverso opportuni incentivi la rete di vendita, inserire nuove attività commerciali eliminando elementi detrattori. Ecco, questo mi sembra qualcosa di totalmente disatteso dall'amministrazione uscente. Elementi detrattori lo sappiamo tutti, certo non sono stati tolti e sappiamo tutti cosa possiamo intendere per elementi detrattori. Ora, certo è penalizzante una pedonalizzazione che riguardi soltanto via 20 settembre, c'è bisogno di una pedonalizzazione omogenea. Tuttavia, io dico, prima di gettare la spugna e quindi riaprire via 20 settembre al traffico, a mio avviso è necessario provare tutte le ipotesi percorribili. Una soluzione potrebbe essere quella di appunto promuovere le attività culturali e di valutare un ricollocamento della biblioteca a Palazzo Sarcinelli che va sfruttato nella sua totale interezza e che permetterebbe poi anche un maggiore movimento in quella via anche da parte di comunque una fascia di giovani e quindi restituirebbe appunto diciamo vitalità a questa via. Si potrebbe poi intervenire con politiche fiscali che vadano nell'ottica di un maggiore incentivo, una maggiore rivitalizzazione e appunto un incentivo di quegli alloggi che sono diversi e sono sfitti in quella via. Grazie. Si può passare al collega. Via 20 settembre chiusa fine a se stessa, cioè se dobbiamo prendere solo quello ovviamente va chiuso, però è un pezzo di una pedonalizzazione più ampia, cioè non possiamo pretendere di chiudere solo quella di aver risolto il problema del commercio conegliano, quindi dobbiamo necessariamente, quella è una parte che va senz'altro rivitalizzata per prima perché già si presta alla chiusura e alla potenzialità che ha per fare manifestazioni. Mi sembra che domenica scorsa ci sia stata una bella, diciamo, aumento di traffico pedonale su quell'area quando è venuto Grillo. Insomma, i cittadini si sono riappropriati della loro piazza finalmente, quindi mi sembra che quella sia una soluzione naturale nel chiudere. Ovviamente servono tutta una serie di cose attorno che vanno comunque da il trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico non bisogna dimenticarselo, perché se le macchine cominciano a circolare, continuano a circolare, la soluzione non avviene, e magari creare un bus elettrico che da via 20 settembre porti su anche al castello, quindi anche per ridare al castello la sua esatta collocazione anche a livello storico. Grazie, anche lei è stato abbondantemente entro i tempi, sì. Concludiamo questo giro. Sì, prima ero ricollegato alla domanda. Dunque, noi questa sera facciamo una proposta immediata sia alle associazioni di categoria che sono soprattutto, principalmente ASCOM e Conegliano in Cima. Noi abbiamo avuto un rapporto, mi pare, abbastanza franco con queste associazioni. Noi proponiamo oggi, stasera, di aprire la via 20 settembre dalle 8 di mattina alle 8 di sera, di aprire dal lunedì al giovedì. Mi pare una proposta iniziale abbastanza sensata. Il venerdì c'è il mercato, per cui c'è una situazione diversa. Il sabato e la domenica tenerla chiusa e pedonale. Questo perché io la frequento spesso, chi mi conosce sa che io il sabato, soprattutto la domenica, amo con la mia famiglia passeggiare per il 20 settembre. A via 20 settembre va comunque data, e soprattutto a Piazza Cima, un attimo di dignità. Questo perché? Perché i marciapiedi sono rotti, la piazza soprattutto è sporchissima, perché è inutile negarlo. Una piazza che è indecente, non so se qualcuno è d'accordo con me, però effettivamente io la trovo molto sporca, per cui sia la riapertura ma soprattutto una manutenzione di quello che è il manto, il marciapiedi, perché ci sono marciapiedi rotti un po' dappertutto, e soprattutto una pulizia molto frequente della piazza, perché c'è bisogno. Piazza Cima e via 20 settembre in particolare sono un po' diciamo il nostro biglietto da visita, è il biglietto da visita della città insieme al castello. Di conseguenza, se non teniamo pulito il nostro biglietto da visita, difficilmente possiamo essere credibili dopo fuori.
Bene, anche lei è rimasto entro i tempi, allora raccogliamo questa proposta che lei ha fatto, che il Presidente poi raccoglierà di sicuro, e lasciamo questo tema di via 20 settembre con tante suggestioni anche belle e con degli impegni e credo anche con una visione, ma soprattutto mi sembra di notare da parte di tutti anche una grande volontà di coinvolgimento e di partecipazione. E veniamo proprio al tema del commercio che un po' tutti avete citato. Ovviamente siamo qui anche per parlare del ruolo del commercio di prossimità, che è ampiamente rappresentato da voi stessi in platea, e dalla funzione di questi esercizi di vicinato, che in un momento di crisi economica e sociale come questo rappresentano una funzione importante e determinante. Ovviamente questo ruolo e queste attività sono messe a dura prova dal proliferare della grande distribuzione che è sotto gli occhi di tutti e dai nuovi insediamenti che si stanno prospettando. Chiediamo a tutti i candidati che cosa pensate di questo e come pensate di sostenere gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi che sono parte fondamentale della nostra città. Cominciamo dal signor Berardinelli. Mi scusi un attimo per cattiveria, se no iniziamo sempre io e Zanella mi pare una roba. Per carità, se vuole iniziare. Facciamo in maniera alternata e. Comunque, prima volta che succede, va benissimo, non c'è problema. Allora, sempre i 2 minuti? Sì, allora, innanzitutto, prima di tutto la viabilità. È chiaro che tutte le attività commerciali che si trovano al di fuori del centro storico, comunque in prossimità del centro storico, devono essere in qualche modo aiutate, mettiamolo tra virgolette, attraverso una sensibilità nei confronti di quella che è la viabilità. Ci rendiamo conto che oggi proprio la questione della viabilità, che riguarda la possibilità di arrivare in certe attività commerciali molto piccole o medie limitrofe al centro, non è permessa proprio dal fatto che è limitata dalla viabilità, che va assolutamente evidentemente rivista in certi ambiti. Per quanto riguarda i grandi centri commerciali, mi pare che adesso ci sia una disposizione regionale che non permette più la costruzione di questi ultimi, per cui noi siamo comunque contrari e in ogni caso per legge è normata dal fatto che non sarà più possibile costruirli, insomma. Basta. Sì, scusate. Sulla grossa distribuzione proprio il CONE è aperto e a chiuderlo non si può per il momento, almeno sembra, quindi là c'è e dobbiamo tenercelo. Per quanto riguarda invece le nuove aree a Parè, può darsi, con il coinvolgimento dei cittadini magari può venire fuori qualcosa, non è che escludo anche questo, perché siamo aperti a qualsiasi cosa. Per quanto riguarda le possibili nuove aree commerciali che nasceranno sulla bretella possibilmente di Parè, noi siamo nettamente contrari. Cioè, là, indipendentemente da accordi che sono stati fatti o altro, là faremo davvero ferro e fuoco perché questo non avvenga, perché altrimenti continuiamo a impoverire il centro. E ripeto, il centro va rivitalizzato. Qua continuiamo purtroppo un po' a dirci sempre le solite cose, perché il problema più o meno è sempre quello. Bisogna cambiare la visione. Quindi la visione, oggi le macchine in centro non funzionano, bisogna cambiare mentalità, tutti. La macchina va lasciata a casa, tutti i centri storici, grossi, piccoli, uno va a Oderzo, va a Pordenone, Parigi, Londra, chi entra paga, parcheggi cari, però devi dare servizi. Questo è il nostro obiettivo e allora lì si rivitalizza tutto. Puoi fare manifestazioni 365 giorni all'anno, perché effettivamente quando il centro viene chiuso, che c'è la manifestazione, la gente viene. Questa è la soluzione, non è che bisogna andare a cercare chissà cosa, le soluzioni delle volte sono lì a portata di mano, bisogna metterle in pratica, molto semplicemente. Anche lei è stato dei tempi, bene, proseguiamo. Se magari posso sforare e poi visto essere che va più via breve prima, nella prossima. No, non so, forse perché lei è un dovrà tema andare abbastanza caldo e quindi bah, niente. Allora, dal punto di vista dei centri commerciali, secondo me bisogna, perché di questo si tratta, bisogna fare davvero grande chiarezza.
Qui è prevalsa la logica di cui prima parlavo, ovvero quella dell'accordo di programma che alla fine favorisce poche imprese private e svantaggia i cittadini. L'abbiamo visto al Menarè. Cosa è successo nel Menarè? C'era un piruea, poi ci sono stati dei ricorsi al TAR che hanno impedito poi la costruzione del centro commerciale, si è cambiato il nome, c'è un accordo regionale adesso ex articolo 32 legge 35 del 2001 con il quale viene affidato alla Tonone SRL la costruzione delle opere pubbliche in quell'area. In cambio, per semplificare, alla Tonone SRL viene data la possibilità di costruire il centro commerciale, quando c'era già da parte della regione un finanziamento di 460.000 euro per la costruzione delle opere pubbliche. L'altro centro commerciale in programma, quello a Parè, che sorgerà lungo la Bretella, anche lì c'erano le aree che erano residenziali dove doveva sorgere la Bretella di Parè, quindi c'è stato un esproprio, i proprietari, Tonon e De Bon, se vogliamo fare i nomi, minacciando degli espropri, anche qui semplifico per questione di tempi, si sono poi visti convertire le proprie aree da residenziali a commerciali e quindi ora hanno la possibilità di costruire un centro commerciale, una concessionaria e una pompa di servizio. Da parte nostra l'abbiamo detto, lo potete trovare nei giornali, non soltanto in campagna elettorale ma nei mesi precedenti alla campagna elettorale, lo dico ora e lo dirò anche in futuro, siamo scatenatamente contrari alla costruzione di questi due centri commerciali. Ci adopereremo con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione per bloccarli. Vi dico anche come. Per il centro commerciale Menarè chiederò l'annullamento dell'accordo di programma e per quello a Parè stracceremo la bozza di accordo di programma e quindi mi prendo l'impegno questa sera di fermare appunto la costruzione di queste due aree commerciali. Grazie. Scusate. 5 anni fa io mancai al vostro invito come Ascom Confesercenti a Confcommercio perché preferì andare invece a Colle Umberto a una riunione, assemblea dei residenti di Colle Umberto che là iniziavano un percorso di lotta e di contrasto a quell'area. Il percorso di lotta di quei cittadini continua ancora. Si ha un bel dire che si bloccheranno, come dice l'esponente della Lega Nord, ma intanto sono già pendenti richieste di risarcimenti di 17 milioni se ricordo bene, quindi allora qua bisogna anche che si dia e si politicizzi il voto, perché non per buttarla in politica, qui abbiamo come prima l'eredità di passate amministrazioni, la Viale Vespucci che finisce nel vuoto. 5 anni fa era da combattere l'insediamento commerciale sul Menarè ed è partito il Conè. Quindi quando vi proponete con pacche alle spalle ai commercianti dovete dar conto di quanto e di come vi siete impegnati come amministratori presso le regioni, presso le province, presso il vostro comune per impedire che questi insediamenti avvenissero. Poi io nel mio piccolo, ed è quello che purtroppo manca e che manca anche rispetto al discorso della viabilità, bisogna essere in prima persona come operatori che contrastano questo, perché bisogna partire dalle proprie spese individuali, da rilanciare il commercio in prima persona, quindi dall'essere consumatori anche e soprattutto rispetto a un modello di consumo minore. Sempre cercando di andare per schemi. Conegliano non ha bisogno di altro cemento. Numero 2, un'amministrazione non deve mettere le premesse ed esporsi al rischio di vedersi piombare addosso una serie di ricorsi in sede amministrativa, perché da quelli si può uscire con le ossa rotte. Terza considerazione, provate a pensare a un centro storico da cui si diramano varie altre entità in termini stellari, collocate lungo le vie di grande comunicazione, come sono i centri commerciali attualmente esistenti. Essi hanno la funzione, è una funzione fisica, naturale, di intercettare, come fanno effettivamente, all'origine
tutto il traffico commerciale, cioè tutta l'attività commerciale. Ecco perché per quanto mi riguarda sono contrario all'ampliamento. Quello che è fatto e non si può tornare indietro, ma l'ampliamento di questi ulteriori centri commerciali sì. Perché? Perché comportano inevitabilmente, come comporterebbe quello di Parè, un ulteriore intasamento della viabilità. Dove la riversiamo questa viabilità, visto che non ci sono i soldi per fare altri assi viari, tutta quanta in una strada nazionale già intasata, che è appunto la Ponte Banna. Questi sono problemi che credo debbano essere detti chiaramente. Grazie. È un problema serio, ma bisogna scinderlo, perché c'è commercio e commercio. Il commercio di massa è inutile fare i Don Chisciotte, non lo riusciremo a fermarlo, perché il casolin, quel che ti vende il prosciutto e il formaggio sotto casa, non ce la farà più. Quindi cercare di difendere questo tipo di commercio è un po' da Don Chisciotte. Io me lo sono letto molte volte Don Chisciotte, ma non ho mai trovato Sancho Panza. Forse gli ha fatto una bella coppia. Quello che dobbiamo difendere invece è il commercio che non è di massa, è il commercio di elite, è il commercio di nicchia. D'accordo che bisogna bloccare i supermercati, anche perché si fanno concorrenza fra di loro. Fra poco qualcuno andrà in fallimento, forse la Famila o qualcun altro, però il commercio di nicchia, quello non andrà in fallimento, perché il commercio che è al centro di Conegliano è quasi tutto di nicchia, già ora. Perché mi volete dire fra di voi chi ha un negozio che non sia di nicchia in centro di Conegliano? Neanche uno, perché nessuno alza la mano. Forse i bar, ma possiamo considerarli negozi di nicchia? Quindi è inutile fare i Don Chisciotte, non riusciremo a fermare il commercio di massa. Possiamo bloccare i supermercati, ma la gente continuerà a uscire dal centro per andare a comprare polpette, la carne, i formaggi e la frutta fuori. Andrà alla Coop, andrà alla Famila, andrà alla Cadoro, non andrà dal casolino sotto casa. Io credo che il commercio di prossimità, che non è solo quello del centro della città, ma è anche quello dei quartieri, sia oggettivamente una risorsa. So di dire una cosa che non è più attuale, ma io ho un po' di nostalgia dei piani del commercio. L'entrata in vigore delle Bersani non è che mi abbiano proprio così entusiasmato, perché poi alla fine, se guardate, si crea sistematicamente una filiera di un tipo, una filiera dell'altro, che va in crisi e crea i problemi che crea. Sulla questione, quindi, credo che ci debba essere attenzione, e per quanto mi riguarda l'impegno è quello di relazionarmi. Voi avete detto prima di costituire quella commissione, che sposo immediatamente, delle attività diciamo commerciali e dell'artigianato, proprio per valutare insieme queste cose, perché vedete, è facile dire ma il centro commerciale di Colomberto non si fa. Intanto nei comuni di Colomberto. Finito? Finito. Era un minuto o due? Due. Comunque allora, prima di tutto la grande distribuzione non è proliferata di suo, la grande distribuzione è stata fatta proliferare. Ci sono delle decisioni politiche, ci sono delle scelte politiche di mezzo. Allora noi come Lista Civica Conegliano Bene Comune, ritenendo che il territorio sia il primo dei beni comuni, abbiamo come primo punto programmatico il fatto di
fermare in assoluto l'uso del territorio, l'abuso, la cementificazione del territorio. Allora, noi non ci nascondiamo dietro alle scelte e alle leggi della Regione, che domani mattina possono cambiare. Lasciamo stare l'ambito giuridico istituzionale delle istituzioni superiori, noi affermiamo lo stop al consumo del territorio come scelta politica assoluta, a prescindere da tutto il resto, perché riteniamo che non sia più vivibile né per i cittadini e né per gli esercizi commerciali di prossimità, di dettaglio, una situazione di questo tipo. Il secondo elemento per rilanciare il commercio è agire sull'IMU attraverso incentivi e disincentivi, ad esempio a chi per far abbassare i prezzi degli affitti dei locali, che credo appunto i costi fissi siano una delle prime preoccupazioni da parte delle associazioni di categoria. Oltre alla questione dell'IMU c'è una questione legata ai quartieri della viabilità. Il commercio non è solo il centro storico, ci sono delle situazioni viabilistiche molto critiche nei quartieri, noi riteniamo che vadano risolte con la partecipazione dei cittadini, così come è stato fatto a Campolongo, e con la partecipazione anche delle organizzazioni di categoria. Stop, grazie. Allora io sospendo un attimo le domande perché dobbiamo salutare il signor De Toffol che, come aveva detto prima, se ne chiedo che gli venga consegnato il documento. Il Presidente. Scusa ancora, ma purtroppo con la candidatura mi hanno dato il dono dell'ubiquità. Qui c'è il documento. È sicuramente più bello i candidati. Arrivederci, grazie. Allora, riprendiamo il nostro dibattito. Abbiamo parlato del commercio, della grande distribuzione, del ruolo degli esercizi di vicinato e del commercio di prossimità. Come informazione tecnica dico solo che un centro commerciale ha un raggio di gravitazione che supera i 35 km e che nella Marca Trevigiana ce ne sono operanti più di 27, quindi di sicuro è un problema sovracomunale. Veniamo invece a parlare del turismo, che è l'altro grande settore importantissimo per il comparto del terziario, che la Confcommercio rappresenta. Qui vedo anche dei rappresentanti del turismo. E senza il quale non ci può essere sviluppo. Allora, la Confcommercio dice questo: Palazzo Sarcinelli, Zoo Passarena e Teatro Accademia sono tre grandi e importanti contenitori che insieme rappresentano un asse per lo sviluppo turistico e commerciale della città. Inoltre questo asse potrebbe venire anche sostenuto evitando l'applicazione della tanto discussa tassa di soggiorno. Chiediamo pertanto ai candidati come pensano di sostenere l'asse turistico commerciale della città e quali strumenti ed azioni pensano di mettere in campo. Ripartiamo dal signor Bernardelli e Allora, il turismo chiaramente in questa situazione di forte crisi economica è una delle poche risorse appunto che il nostro territorio certamente ha e che deve valorizzare al massimo. Allora, noi riteniamo che il turismo sia innanzitutto un turismo di tipo legato alla cultura, e certamente Conegliano può dire la sua in questo. Riteniamo che Palazzo Sarcinelli, rispetto a come era stato pensato originariamente e al motivo per il quale era stato ristrutturato, non debba assolutamente ospitare una collezione fissa. Crediamo che questo possa avere un valore nelle grandi città, ma per quello che riguarda Conegliano riteniamo più opportuno che Palazzo Sarcinelli sia una sede di
mostre e di promozione anche dell'arte locale. Crediamo vada fatto un serio ragionamento di valorizzazione di quello che è il Museo del Castello. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, certamente per quello che attiene alle risorse noi non possiamo fare promesse, dico solo che è chiaramente un elemento di perdita di competitività del turismo locale, perciò proveremo a fare compatibilmente con le risorse a disposizione una valutazione di non metterla la tassa di soggiorno, appunto. E questo in sostanza. Riteniamo poi che vada valorizzato al massimo il turismo di tipo enogastronomico. Chiaramente noi abbiamo una situazione locale molto importante per quanto concerne l'agricoltura, per quanto concerne la coltura del prosecco, ma non solo. Riteniamo anche che paesaggisticamente vada valorizzato all'interno appunto del filone dell'enogastronomia. Stop, grazie. Io avrei tante cose da dire. Allora, sicuramente l'impegno dell'amministrazione nel mio caso è quello di pianificare almeno con un respiro triennale l'attività di Sarcinelli, perché uno dei problemi che ha il turista è quello, o comunque che si ha nell'approcciare il turista, è quello che se non hai la pianificazione capita magari che hai delle grandissime opportunità ma non sono sufficientemente sfruttate. Io sono dell'idea che i 52.000 visitatori che ci sono stati per Bellotto potevano essere molti di più se fossimo partiti almeno un anno prima, e se io oggi avessi attraverso i veicoli che abbiamo la possibilità di trasmettere al mondo la possibilità di venire a Conegliano per i prossimi 3 anni, probabilmente otterremo risultati maggiori. Quindi su Sarcinelli non ho dubbi su questo. La Zoppa Sarena va monitorata in questo momento nella sua particolarità, però non va perso assolutamente la sua opportunità che dà sia dal punto di vista degli spettacoli sia, ma mi pare che la A1 sia nuovamente una realtà, e questa è una cosa importante. Il Teatro Accademia va salvato. Ricordo che fa 150 serate all'anno, c'è stato un ottimo accordo fatto a suo tempo quando abbiamo fatto l'accordo con loro, va rinsaldato quell'accordo. Se mi consentite, ricordo che Conegliano è la seconda città della provincia per turismo, è in crescita oltre il 9% l'anno scorso, e sul tema della tassa di soggiorno io dico che la tassa di soggiorno o ha una valenza territoriale, altrimenti non ha significato. Quindi l'impegno non può essere che la tassa di soggiorno sia esclusivamente una tassa finalizzata a rifare i marciapiedi, ma se diventa una tassa di scopo territoriale allora può avere un suo significato. Grazie. Anche lei. Beh, in questa domanda io avrei bisogno di mezz'ora. Le chiediamo di condensare in 2 minuti. Qui a Clessidra là arriva sì e no 1 minuto e mezzo. Vabbè. Il problema del turismo è il vero problema di Conegliano. È un turismo basato su vari elementi. Uno è l'agriturismo, è la parte enogastronomica che ha appena accennato il collega, ma un altro importantissimo è lo sport, perché qui con la Zoppa Sarena è sottodimensionata. Qui il CONI potrebbe portare nei vari campi e nei campi che verranno fatti una cittadella dello sport non indifferente anche a livello internazionale. Ma quello che amo di più da tanti anni è creare un campus all'inglese, mamma mia sto inglese, un campus universitario, un campus universitario con tante belle camere per circa 1000 studenti che vengano a studiare scienze dell'alimentazione e altro. Ecco perché mi servirebbe mezz'ora, perché per spiegare queste cose non bastano 2 minuti. Ma mi pare che l'impegno sul turismo sia stato espresso. Se vuole ancora mezza clessidra. Vuole concludere? Pensa, prima la che ha bloccato a 4 parole l'amico Zambon, la l'altra mezza clessidra. Questi sono gli strumenti, no, la che passo poi a te. Va bene. Stiamo sul realismo, però è vero che
delle zone dell'Europa, ad esempio la Valle della Loira, la Bassa Baviera con i castelli di Ludwig, vivono di turismo, solo che lo hanno organizzato, hanno creato delle vere e proprie reti capaci di incrementare e di accogliere il turismo. Salto su tutto quello che Conegliano possiede in termini di bellezze architettoniche, naturali, enogastronomiche, lo sappiamo perfettamente. Però occorre che tutto questo sia collegato e superi i confini, stretti confini territoriali della città, perché tutto questo può essere visto esaltato in una prospettiva di più ampio respiro. I requisiti ci sono, ad esempio la ricettività alberghiera, anche questa va ripensata, non sto dicendo che è bene o è male, ma anche su questo punto occorrerebbe fare delle riflessioni. Tutte le strutture ricettive dovrebbero aderire, secondo me, ma questa è una proposta che esige il consenso di tutti, ad una sorta di pacchetto per il turismo, capace quindi di trattenere non un turismo tipo quello veneziano, arrivi la mattina e te ne vai via la sera, ma un turismo che sappia ad un certo punto, perché questo produrrebbe enormi indotti anche in termini di occupazione, di commercio, eccetera, eccetera. Certamente è un'aspirazione non semplice, ma bisogna cominciare in una certa direzione. Bravo. Se no dopo ripartiamo un attimo, perché se no... Ecco. Aspettiamo che finisca il turno precedente, altrimenti qua incriminiamo la clessidra. Andiamo avanti, rispetto al turismo, cerco di dire qualcosa che non è stato ancora detto. Sicuramente, al contrario di Foiadelli, per intanto, visto il contesto economico, Venezia deve rappresentare il traino immediato per Conegliano, perché è solo il collegamento con la città più bella del mondo, con i milioni di turisti che da Venezia vengono messi nel circuito con Conegliano, che dalle attività commerciali può venire una boccata di ossigeno. E sicuramente quindi la fortuna di avere una stazione di fronte alla piazza principale, ai piedi del castello, si inserisce nel progetto quindi di pedonalizzazione e quindi nella sostenibilità anche economica del progetto, perché dal fatto che tu dalla stazione a piedi riesci ad avere l'insieme delle bellezze turistiche di Conegliano, deve venire la forza. Abbiamo adesso della crisi economica, e quindi alla crisi economica che colpirà sicuramente tutti i paesi europei bisogna uscire sicuramente investendo sui paesi che sono in via di sviluppo. Quindi il collegamento immediato che manca ancora è quello di potenziare le relazioni con i paesi emergenti, che siano la Cina, che siano il Brasile, che sia l'India. Sembra un esercizio così retorico, ma è quello che davvero può rappresentare in questi anni una valvola di sfogo per la recettività alberghiera, perché lì hai davvero una economia ancora in crescita e lì bisogna inserirsi, sicuramente potenziando gli uffici del turismo, potenziando e sprovincializzando anche l'uso del sito, che come Conegliano non è dal punto di vista turistico efficiente, è un sito di difficile consultazione e che rispetto al turismo manca della fruibilità a livello internazionale. Su queste dinamiche si innesta lo zoccolo duro della proposta di Conegliano, che rimane la Casa del Cima, il Castello, Palazzo Sarcinelli, e della nostra lista una proposta di affiancare invece una produzione di arte che porta del turismo lì sostanziale, soprattutto di giovani, e lì occorre un forte investimento in termini di struttura per un un museo di arte contemporanea. Turismo. Io vengo da Venezia, per cui parlare di turismo a me, insomma, lo conosco abbastanza bene da quel punto di vista, e quindi senz'altro Venezia deve fare, diciamo, da ponte per Conegliano. Sposo la tesi di Tino Sante da questo punto di vista. Poi siamo sempre là, però, Zoo Passarena, facciamo una cittadella, bene,
bisogna portarci l'autobus però, cioè torniamo sempre a dover rimodulare la città in un modo diverso, altrimenti continuiamo a fare bei progetti, belle cose e sono spot e sono là, perché se facciamo una cittadella, zoppa Arena dello sport, perfetto, l'autobus non ci arriva, quindi soldi buttati, ennesimi soldi buttati, eccetera. Quindi bisogna rimodulare la città in un modo diverso. Serve la concertazione dei cittadini, serve la concertazione delle associazioni, eccetera. Però bisogna cambiare mentalità, altrimenti continuiamo ad avere sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi soldi buttati via. Palazzo Sarcinelli va aperto 365 giorni all'anno con le mostre, ma non che deve essere necessariamente bellotto, e mi sembra strano che con internet non si sia potuto pubblicizzare meglio la manifestazione. Mi sembra strano, internet arriva ovunque, basterà voler mettere in qualche modo diverso e non con i soliti canali che molto probabilmente hanno privilegiato qualcuno e non tutti. Quindi bisogna cambiare la mentalità della progettazione, altrimenti fine a se stessa non si fa niente. Tutte belle parole, tutti fanno cose, però alla fine bisogna sempre tornare a quello, bisogna progettare il futuro della città, altrimenti torniamo sempre ai soliti problemi, opere incompiute, bei progetti che rimangono lì. Io 10 secondi per rispondere anche alla provocazione. Il CONE e tutto quello che riguarda il CONE, noi della Lega non l'abbiamo votato a favore, perché qua sembra che insomma, va ribadito e va ricordato. Dopo tutti ci vanno a fare la spesa a destra e a sinistra, che quelli che l'hanno magari, quelli che hanno odiato di più il CONE, però questo è un altro conto. Sul centro commerciale di Colomberto non entro nel merito, perché il primo è di Colomberto, il secondo dovresti chiedere all'amministrazione precedente di Colomberto, che non era di certo di destra o della Lega. Detto questo, tassi di soggiorno ovviamente va, come posso dire, con le associazioni di categoria va discussa assolutamente, perché credo che il commercio sia già abbastanza vessato e sia già abbastanza in crisi in questo momento. Il turismo lo abbiamo messo come secondo punto nel nostro volantino elettorale, che a qualcuno sarà già arrivato a casa, per cui per noi è una priorità. Vanno sfruttate, ovviamente uso le virgolette, ciò che abbiamo di più naturale, che sono le colline, che sono tutto quello che riguarda il prosecco, la ricezione alberghiera che abbiamo. Sull'Arena Zoppa è già stato detto abbastanza, abbiamo creato in questi anni degli eventi importantissimi, non solo culturali ma anche sportivi, insomma, che hanno fatto sì che Conegliano, assieme anche a Sarcinelli e alle mostre che ci sono state, è diventata, credo, la prima o la seconda città della provincia di Treviso come presenza di numero di turisti. Questo vuol dire che effettivamente la cosa ha funzionato, e credo che sia fondamentale ancora mantenere questa sinergia che credo ci sia tra noi, amministrazione, che siamo stati in amministrazione fino adesso, e le associazioni, appunto ASCOM e Conegliano in Cima. Grazie, finito in tempo perfetto. Allora, questa domanda sul turismo è conclusa. Appare, mi sembra chiaro che commercio, turismo, cultura e servizi sono indissolubilmente legati. Io dico solo che la Confcommercio rappresenta, e sono qui presenti, il gruppo albergatori che opera in rete e che da anni lavora sull'accoglienza, e che le strutture ricettive dell'intera provincia e del Coneglianese hanno anche il consorzio di promozione turistica, che è un braccio operativo promo commerciale della stessa Confcommercio. Sul sito ci sono pacchetti, promozioni, idee e progetti, quindi questo per dire che il sistema Confcommercio mette in campo le proprie risorse per valorizzare il turismo, mentre chiede comunque all'amministrazione comunale di sostenerlo. Allora io direi di concludere questa quinta domanda pensata dalla Confcommercio e di tornare a riflettere sul futuro della città, richiamando l'attenzione di tutti i candidati su due aree che vengono giudicate come punti nevralgici, forse anche scoperti, che sono l'area Sette Borghi e il Biscione. Due punti attualmente senza identità, avulsi dal contesto cittadino, a rischio degrado, a rischio impoverimento. Ovviamente chiediamo a tutti i candidati che progetti hanno, che cosa possono diventare queste due aree e come pensate di agire fin da subito. Grazie. Sì, sembra sempre io.
2 minuti. Sì, sul Biscione e sull'area Sette Borghi abbiamo detto già, abbiamo speso tante parole. Sul Biscione sappiamo benissimo che c'è una situazione abbastanza grave, drammatica dal punto di vista della malavita, non passa settimana o 2 settimane che ci sia un blitz dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Quello che abbiamo potuto fare noi è stato quello di istituire, e questo è servito comunque per almeno 2 giornate ad allontanare la malavita, il mercato dell'agricoltore. Il mercato dell'agricoltore che ha avuto un successo importantissimo, è stato premiato a livello provinciale come il miglior mercato in assoluto. La gente può trovare prodotti a chilometri zero senza spendere tanti soldi, e comunque non è impattante dal mio punto di vista nei confronti del resto di chi ha attività commerciali, perché comunque dura solo 2 giorni, il martedì e il mercoledì e il sabato, se non sbaglio, e questo comunque ha dato modo di allontanare per almeno 2 giornate a settimana un po' di malavita. Questo è quello che ci dicono le persone che lo frequentano e che lì passano anche a camminare. È chiaro che la città, i cittadini devono tornare ad impadronirsi di questa zona, così come il problema dei Sette Borghi, che è un problema molto più complesso. Sicuramente lì andrà fatta una discussione con il privato quando ci sarà il momento di farla. Quello che io noto è che passando anche di sera lungo la via, vedo che i palazzi sono praticamente, cioè le luci non ci sono, lì c'è un problema di case sfitte, di appartamenti sfitti, che è un problema secondo me serissimo che va affrontato, questo sì. Lì intanto siamo sempre là, bisognerà sempre andare a capire cosa è successo a monte, quindi fare un accordo con un privato che non preveda 2 righe che in caso di la fiduzione sia a carico di onerosa, mi sembra sia stato dovuto. Quindi qua sono state fatte queste cose un po', diciamo, forse alla leggera, perché molto probabilmente amministrando i soldi degli altri uno tanto non paga, ma che vada, non viene rieletto la prossima volta, vabbè, pazienza, però intanto, quindi da quel punto di vista è una mia opinione, lei ha la sua, basta, non è neanche il luogo questo, quindi Sette Borghi là bisogna capire effettivamente cosa è successo e capire quanto costa poi riqualificarla l'altra zona, perché si parla di ARPA, parla di 11 milioni di euro, la società che c'era prima 22 milioni di euro, quindi là davvero quello molto probabilmente resterà un problema grosso per Conegliano per tanti anni, e bisognerà appunto, ripeto, capire cosa è successo. Sul Biscione invece molto probabilmente è un po' più semplice. La nostra idea è di spostare magari una parte degli uffici dei vigili urbani, se ce n'è la possibilità, quindi già quello potrebbe riqualificare la zona. Poi ovviamente noi che sul trasporto pubblico puntiamo tantissimo, creando molto più traffico in quella zona lì, da un punto di vista di persone dovrebbe anche limitarsi da quel punto di vista lo stazionamento di determinati tipi di personaggi. Quindi le nostre soluzioni per queste 2 aree specifiche, diciamo più che altro per il Biscione, perché là sull'area Zanussi il problema ecologico poi soprattutto sarà tutto da verificare. Grazie. Chiarito quindi che dall'amico della Lega Nord la regione Veneto è da anni amministrata dalla sinistra, che la colpa quindi insomma dichiarata anche l'impotenza della Lega Nord e del centrodestra di contrastare il grande commercio. È chiarito che le colpe sono del sindaco di Colle Umberto. Spero che rispetto al degrado dell'area ex Zanussi e al degrado del Biscione qualche responsabilità questa amministrazione, che da qualche anno non è amministrato da Peppone, questa amministrazione se la debba assumere. Allora, intanto il privato in quell'area, nell'area dove gli è convenuto, ha già costruito, e adesso se ha problemi di sistemare gli appartamenti rientra nell'ottica dell'emergenza abitativa. Rispetto all'utilizzo adesso di quell'area bisogna che i cittadini facciano una pressione attraverso comitati, perché se aspettiamo queste amministrazioni abbiamo visto che il problema rimarrà là e sarà il tempo magari a risolvere facendo crollare tutto là, e questa amministrazione non sarà in grado di risolvere. Bisogna che si crei
un'emergenza ambientale, un comitato di cittadini, che le risorse vengano dal Ministero, dal tanto vituperato Stato, perché quell'area va risanata, su quell'area poi va quantomeno inserita il progetto di nuovo della penalizzazione del centro, per cui quello è l'area naturale per un parcheggio interrato con sopra verde ad uso cittadino. A quel punto la penalizzazione, il parcheggio fatto in maniera intelligente, sarebbe naturale lo sbocco sul Biscione di tutte quelle strutture di ricezione che dal parcheggio, dalla stazione arrivano in città, e quindi già l'utilizzo, e vabbè, quindi ne parliamo dopo. Sette borghi, naturalmente io non ho nessuna ricetta per quanto riguarda il risanamento di quartieri che soffrono del degrado. Ho percorso quella zona in lungo e in largo e onestamente mi troverei molto imbarazzato per trovare una ricetta. Posso però dire una cosa, che in altre parti d'Italia problemi di questo tipo, se non sono stati completamente risolti, sono stati però attenuati con una razionalizzazione della viabilità, con una razionalizzazione della illuminazione e soprattutto con la fornitura di spazi verdi e di servizi adeguati e tali da, quindi, da riscattare il degrado l'area della zoppa Sarena, tutti abbiamo detto tutto, non possiamo espropriarla, i soldi non ci saranno mai, però si può ripulire. Infine il cosiddetto Biscione, ho già ripetuto altre volte, luogo brutto abitato male. Perché? Perché purtroppo la stessa architettura così bassa e così scarsamente percorribile ha fatto desistere tutte le attività commerciali che avevano tentato di inserirvisi. Purtroppo la situazione è aggravata dalla presenza della stazione delle autocorriere, schiacciata ovviamente dal terrapieno della ferrovia. Io credo che scindere queste cose sia già un primo passo avanti. Tanto è vero che un'attività, sia pure saltuaria come il commercio del commercio chilometro zero, spero che sia sempre chilometro zero, insomma le arance non sono tanto chilometro zero, e sia in grado in qualche maniera di migliorare quella situazione. Occorrono dei controlli, no, basta. È proprio sull'area ex Zoppa, Zanussi, Electrolux, eccetera, inquinata e controinquinata, su cui noi vorremmo fare proprio il campus universitario. Ma per il resto dovrei dire troppe cattiverie, e in una serata così dolce e simpatica come stasera non me la sento proprio, quindi mi rifugio nel quinto emendamento. No comment. Bene, allora cede oltre un minuto e mezzo. Allora, per quanto riguarda la Biscione, sono stati fatti tanti tentativi. Mi dispiace un po' per l'architetto Follina, si continua a dire che la fattezza è brutta. Effettivamente il problema del Biscione è che ha una piazza che è sotto il piano campagna, e si sa benissimo, questo avviene in tutte le parti, quelle realtà che sono sotto il piano campagna hanno problemi di questo genere. Allora, sono stati fatti dei tentativi di miglioramento, finalmente si è concluso la sistemazione del fabbricato, quello che adesso è dell'Arci, sono state dotate di telecamere, anch'io sarei dell'idea di spostare la stazione degli autobus fuori, ma come si fa nei grandi centri, fuori ma molto fuori, e con un servizio navetta a portare verso il centro, però questo in questo momento le risorse non ce lo consentono, perché se fosse così sarebbe una cosa da farsi. Io credo che bisogna continuare ad insistere, magari con iniziative non solo del mercato dell'agricoltore, ma anche di qualche cosa che possa avere lo stesso successo, di cercare di vitalizzarlo, coinvolgendo fortemente anche la nuova azienda di trasporto, perché la nuova azienda di trasporto non può solo limitarsi al carico e scarico, ma siccome lì è un centro nodale deve fare di più. Per quanto riguarda l'area Zanussi, io credo che oggi ci siano le condizioni
per rimettere in discussione la convenzione della parte nord. Voi sapete che la parte nord il 60% è di proprietà del comune se la prende in carico, e credo che il comune la debba prendere in carico nel momento in cui è bonificata. Su questa si gioca la partita del futuro. Sul fatto delle fideiussioni e quant'altro ci sono delle norme, e le norme da questo punto di vista sono rispettate. Se poi basta. Allora, per quanto concerne l'area ex Zanussi, questa va certamente riconvenzionata, una volta chiarite gli aspetti giuridici. Va riconvenzionata con 2 punti fermi. Il primo è la bonifica, ovviamente da parte del privato di quest'area. Il secondo è che il privato in quest'area non faccia attività, non produca qualcosa di invasivo per la nostra città. Per invasivo intendiamo attrazione di traffico e disturbo della vivibilità della città, della quiete pubblica. La contropartita per il pubblico non può essere nemmeno in questo caso nuovi edifici pubblici. La contropartita per il pubblico deve essere chiaramente un parco verde alberato in centro città. Per quanto riguarda il Biscione, senza drammatizzare troppo il problema, comunque se dal punto di vista della cosa pubblica c'è un rischio sicurezza, dal punto di vista del privato c'è un disagio legato al mancato introito degli affitti, al fatto di avere i locali sfitti. Bisognerà partire dal giorno dopo dell'insediamento della Giunta ed avviare un dialogo col privato. Cercheremo assieme le soluzioni. Non è esclusa la soluzione che lì possa esserci una reciproca convenienza e possano esserci dei servizi pubblici, perché la sfortuna di queste zone è il fatto che siano poco frequentate. Questo fa sì che possano diventare zone a rischio. Il portare dei servizi pubblici come possono essere gli uffici del comune o come ad esempio potrebbe essere la biblioteca, io credo che in un accordo pubblico-privato possa veramente essere un motivo, un'occasione di rilancio di quell'area. Grazie. Bene, è arrivata giusto anche la fine della clessidra. Abbiamo fatto 5 domande toccando i temi caldi della città, abbiamo parlato di commercio, di turismo, di aree degradate, sono emerse tanti impegni, tante visioni e una chiara volontà di guardare al futuro. Il presidente Luca Ross adesso consegna questo documento ai candidati e conclude anche con un'ultima domanda finale. Uso questo microfono qua e innanzitutto ringrazio i candidati per la loro disponibilità a questa serata. Hanno espresso decisamente il loro impegno tutti a portare avanti quelle che sono, ognuno chiaramente con la sua logica e ognuno con il suo impegno politico, portare avanti quelle che sono le tematiche importanti della nostra categoria. Noi abbiamo bisogno di certezze, il commercio sta soffrendo, lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito, e sta soffrendo in maniera molto forte. Non abbiamo bisogno solo di promesse, ripeto, abbiamo bisogno di certezze, ed è per questo che abbiamo preparato questo protocollo nel quale adesso lo forniremo, lo daremo ai candidati e avranno tempo di leggerselo, di studiarselo, di vedere oltre a questi 5 temi che abbiamo toccato altri argomenti che questa sera non sono stati toccati, però chiaramente sono di un'importanza fondamentale per la nostra categoria. E chiediamo ai candidati che ci vengano poi restituiti entro il 5 di maggio, firmati anche in parte o tutti o in parte a seconda degli impegni che chiaramente loro si prenderanno. Ho tenuto però per me una domanda che credo sia importante, perlomeno come associazione, per capire da che parte in realtà volete andare. E vi faccio 2 domande in una, la risposta è breve, concisa, perché sarà molto, molto rapida. La prima: quale è il primo punto che voi prenderete in considerazione e
volete proporre per la nostra categoria. Qual è la prima cosa che farete per i commercianti di Conegliano? E il secondo, insieme a questo, visto che chiunque di voi vincerà formerà una giunta, vorremmo capire se avete già in mente il prossimo assessore alle attività produttive. Assessore alle attività produttive che per noi è, come dicevo all'inizio, importante per capire e per avere un dialogo, un rapporto stretto tra la nostra associazione e l'amministrazione comunale. Un'altra cosa che volevo dire è che la serata di questa sera sarà possibile rivederla domani su Vive TV, per chi vorrà riaffrontare o rivedere i temi caldi di questa serata. Lascio la parola, iniziamo da Bernardelli, visto che questa sera... No. Allora, io l'ho detto alla seconda domanda, cioè la nostra è una proposta, un'apertura che vi chiaramente facciamo. Scusa, se avete il nome dell'assessore per noi sarebbe importante. Io adesso intanto, scusami, ti rubo un altro minuto, consegno il protocollo. Allora, alla domanda ho risposto con la seconda risposta, ovvero la proposta, quella di riaprire via 20 settembre al traffico dal lunedì al giovedì, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Questa è una proposta, ed è non una proposta, è un'idea che noi abbiamo, che vogliamo condividere con l'associazione di categoria e che speriamo venga accolta o comunque discussa tra noi e le associazioni. La seconda domanda adesso è un po' difficile rispondere, ma credo che sarà la risposta che ti daranno tutti gli altri candidati, presumo per carità. Io un'idea ce l'ho, però vorrei mantenerla per me. Parto dalla seconda. Non ce l'abbiamo, dobbiamo discuterne, per cui facciamo prima così. Penso che pochi siano. Ho detto che era veloce la risposta. Era già penso che insomma, a parte qualcuno diciamo che già insomma, è presente nel Consiglio Comunale, sia difficile insomma, avere già le idee chiare. Noi puntiamo sulla pedonalizzazione, a differenza dell'amico Bernardelli del via 20 settembre, quindi cominciare da lì un percorso con la chiusura del via 20 settembre, quindi la creazione di manifestazioni, e da lì si apre a tutto quanto il resto. Questo è l'inizio. Non si apre la via, si apre il resto. Si apre il resto, non la via rimane chiusa. Grazie. Un progetto di penalizzazione però in maniera intelligente, che affronti le emergenze che deriverebbero ai commercianti, con chi ha il negozio di proprietà, la restituzione della prima rata dell'IMU, con un fondo straordinario ad hoc del comune. Sicuramente rispetto a tutti i commercianti, non quelli del centro, in questa fase il comune deve rivedere anche il fatto di esenzioni rispetto alla Tarsu, rispetto a tutte le tasse che insistono sul comune. Quelli sono provvedimenti concreti da prendere subito, con un fondo straordinario da tagliare rispetto ad altre iniziative che hanno del clientelare e che metta a disposizione per le emergenze della crisi questi soldi. La politica in generale di ritorno di una residenzialità giovane che si affianchi a quella dei più anziani, perché è solo col ritorno, con il rivitalizzare la città e non farne solo passaggio di macchine e passeggiate di non residenti, renda una città viva e in cui il vivere è anche consumare, ma è soprattutto il vivere, quindi è un collegarsi a un tessuto che va rivitalizzato. Rispetto all'assessore io non mi tiro indietro, si chiamerà Angione Giuseppe, nonostante non abbia la competenza specifica, è un insegnante, però è molto più di me fissato sul discorso della qualità dell'acquisto. Invece non è vero che non sia più possibile un ritorno a un acquisto consapevole, a un acquisto nei negozi di prossimità, e quindi lui ha soprattutto un'attenzione alla sostenibilità ambientale nell'acquistare, e quindi si chiamerà Angione Giuseppe. Grazie. Sulle cose in concreto credo di essermi già espresso. Naturalmente la prima cosa, però, anche questa secondo me molto concreta, sarà quella di chiedere ai rappresentanti della categoria di farsi, come dire, promotori di una sorta di raccolta di tutte le opinioni, di tutte le proposte, non soltanto quelle del centro, ma anche di quelli che sono i diversi centri, che a loro volta sono i quartieri. Perché ogni decisione, secondo me, va condivisa e assunta, assumendosene la relativa responsabilità,
dopo aver conoscendo bene che cosa si desidera e quali sono i problemi, e nessuno meglio di voi ce lo può dire. Il discorso della graduazione e della manovra nei limiti in cui compete ad un'amministrazione comunale circa l'applicazione dell'IMU, anche questo va tenuto in seria considerazione proprio per incentivare quei siti, quegli affitti, quei luoghi evidentemente dove più la penalizzazione per effetto dei costi può essere più alta. Per quanto riguarda la seconda domanda, devo dire che non ci ho neppure pensato, però posso rispondere nel seguente modo, che il criterio che ci siamo dati sin dall'inizio è quello di persone che conoscano a fondo la città e siano competenti nel settore del quale dovranno occuparsi. Grazie. Ho piacere di sentire che il commendator Foiadelli ama la democrazia diretta. No? Non ancora? Lo nominiamo stasera, non lo so, fatti Bruno. Comunque noi siamo molto realisti e sappiamo che i candidati sindaci in gioco sono questi due. Quindi a loro spetta decidere cosa proporre alla cittadinanza, a loro serve decidere chi sarà l'assessore alle produzioni. Chi sarà di loro due? Ma mi ha messa al centro. Decide lei allora. E quindi non sono casini, perché non mi va bene a me casini, però probabilmente saremo l'ago della bilancia. E quindi in questo caso le proposte che chi vincerà, se ci vanno bene, le voteremo. Se non ci vanno bene, lo diremo ai cittadini che non ci vanno bene. Grazie Carlo. Beh, allora io mi sono compromesso prima, quindi non posso cambiare idea, e siccome 2 giorni dopo, insidiato da questi 7, dormirò sicuramente per 2 giorni, vista questa campagna elettorale intensa, il primo impegno l'avevo preso al terzo giorno, e il terzo giorno è quello di istituire il tavolo di via 20 settembre, anche se in effetti ci sarebbero anche altre priorità. Ripeto, comunque è importante la vostra proposta iniziale. Il tema non va affrontato esclusivamente con, cioè il tema generale dell'attività del commercio e delle attività produttive deve essere affrontato insieme, quindi il terzo giorno abbiamo già deciso e dagli altri giorni ci daremo un calendario. Sull'assessorato alle attività produttive e al turismo, intanto cercheremo di tenerlo unito e non escludo che possa essere io, perché è un tema che mi attrae non poco. Questo non è un impegno ovviamente, ma credo che effettivamente possa essere interessante. Grazie. Allora, per quel che riguarda il primo impegno legato al commercio, legato alle attività produttive, va detto che fa capo a uno dei grandi problemi che purtroppo degradano il nostro centro storico, vale a dire il fatto di avere molti immobili, molti esercizi chiusi, sfitti. Allora, io credo che come prima cosa sia necessario mettere in atto delle leve per far sì di incentivare un abbassamento di questo costo fisso, un abbassamento dei prezzi degli affitti, non solo in centro, ma anche questo problema si sta diffondendo, è diffuso anche ad altre aree della città. È necessario che veramente i commercianti non siano più strozzati da questo costo di partenza. Per quanto concerne l'assessore, io credo che sia naturale dare questo referato delle attività produttive alla stessa persona che gestisce la cultura, il turismo e il centro storico. Per quello che ci riguarda, questi referati abbiamo pensato comunemente al capolista Manlio Piva, ricercatore universitario, profondo conoscitore della città, abitante in città e soprattutto persona di grande capacità relazionale, cosa che con le attività produttive mi sembra l'elemento fondamentale. Grazie. Allora, io credo che siate stati tutti decisamente molto esaustivi
e ringrazio per questo. Spero di aver dato la possibilità a chi è venuto questa sera di schiarirsi le idee, tra virgolette, chiaramente su quello che può essere l'orientamento al voto. Ringrazio tantissimo tutti i presenti per aver partecipato e per la numerosa soprattutto affluenza. Ringrazio in maniera particolare Silvia Milani, che ha condotto in maniera eccezionale la serata, e io credo che, se Silvia hai qualcosa da dire. Io mi permetto di ringraziare tutti per l'attenzione e auguro veramente un buon cammino a questi signori che si sono candidati, perché non dobbiamo dimenticarci che comunque è una grande scelta di impegno, che amministrare in tempi difficili come questi non è facile, e che quindi dobbiamo anche apprezzare questo gesto, che è un gesto rivolto al bene comune, alla collettività e a tutti noi. Quindi avete tutti gli elementi per scegliere al meglio, mancano pochi giorni. Io ringrazio ancora tutti per la disponibilità, mi scuso per gli inconvenienti e vi auguro veramente l'ultima galoppata finale, perché immagino siate stanchissimi. Grazie. Grazie a tutti e buona serata.